speciale difficoltà e situazioni di emergenza. Queste due dovrebbero essere oggetto di considerazione normativa. Speciale difficoltà cosa vuol dire? Non pensiamo al caso raro, alla malattia rara, quella difficile da diagnosticare anche con metodi di intelligenza artificiale. No, pensiamo alla quotidianità, pensiamo al paziente ingannevole, il cosiddetto paziente ingannevole, che è quello che manifesta un quadro camaleontico, un giorno uno, un giorno un altro. Questa è una speciale difficoltà. Pensiamo alla quotidianità delle angioplastiche. Magari qualcosa che in sala di emodinamica stanno vivendo anche in questo momento. Dell'emodinamista che sta cercando di recuperare la circolazione e ha il palloncino inserito nella coronaria che è responsabile del danno isterico. Cosa faccio? Pompo di più, non pompo di più? Se pompo di più posso creare che cosa? Una lesione alla parete del vaso e questo poi mi crea un emopericardio e va a finire che magari perdo il paziente, ma se non rischio che cosa succede? Che rimando il paziente in reparto con la stenosi che c'è e quindi non rivascolarizzo il paziente. Questa è una situazione di speciale difficoltà che probabilmente anche in questo momento un emodinamista starà vivendo. La situazione di emergenza. Non pensiamo alle situazioni di emergenza che riguardano la medicina di emergenza, che sono quelle che sono oggetto della materia. Per esempio, pneumotorace